Secondo l'indagine commissionata da Un'Industria Treviso sul rapporto imprese e pubblica amministrazione, gli imprenditori trevigiani e i loro funzionari dedicano una settimana al mese in carta e burocrazia. Gli adempimenti fiscali e doganali per il 67,5% degli intervistati sono la materia più impegnativa. Seguono la gestione del personale, certificazioni e sicurezza e igiene sul lavoro. Sono 15 gli organismi che possono arrivare in azienda per una visita ispettiva. L'atteggiamento dei funzionari pubblici per il 40,9% degli imprenditori è invasivo, aggressivo e inquisitorio. Collaborativo per il 38%. Solo il 21,4% degli imprenditori è sereno durante una qualche ispezione, il 49% è preoccupato a prescindere. Per il 61,9% degli intervistati non c'è soddisfazione verso gli enti pubblici, per il 4,3% invece c'è un giudizio di eccellenza. Per il 76,3% si potrebbe migliorare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione se quest'ultima avesse un atteggiamento di collaborazione e consulenza, e per il 65,7% un proporsi invitando a regolarizzare senza sanzioni. Insomma, Stato, aiutaci a non sbagliare e non punire gli errori in buona fede. Poi, una volta avvertiti, magari sanziona di più.